In questa puntata di Trieste d'Arte torniamo ad occuparci dello scettro di Carlotta che di fatto è tornato a casa. Il viaggio dello scettro di Carlotta si è concluso. L'oggetto, acquisito nell'estate dello scorso anno dalla Fondazione CR Trieste ad un'asta a Monte Carlo, grazie ad un'operazione per certi aspetti sorprendente per la sua velocità, è stato posizionato all'interno del castello di Miramare in una collocazione di grande prestigio. Ci voleva uno scrigno speciale per un oggetto così speciale, è stato scelto il salottino orientale perché è uno spazio nel quale il pubblico non era mai entrato prima d'ora, lo si vedeva soltanto da fuori, è recentemente restaurato nei suoi preziosi tessuti nero e oro. Lo scettro, incomodato d'uso gratuito a Castello di Miramare, come ha sottolineato il presidente della Fondazione CR Trieste Massimo Paniccia, è dunque tornato a casa e ciò di fatto apre a nuove possibilità di studio. La Fondazione in questo caso veramente, per i tempi e i modi con cui ha voluto riportare qua a Trieste quello che era di Trieste, ha gettato il cuore oltre l'ostacolo. Il Consiglio di amministrazione si è riunito a giornata e ha deliberato e abbiamo avuto anche chi ci ha assistito, Alessandro Rosa, un amico che mi ha dato una mano in questa operazione, che Trieste si riprenda la sua storia è un fatto che per il Castello di Miramare è ancora un'opportunità in più per i turisti, per i visitatori e per i triestini che sanno che è tornato a casa. Un oggetto di cui si era perduta la memoria di fatto e che è stato ritrovato e rimesso nel corso della storia, e questo ci permette di aprire un ciclo di studi anche su tutta una serie di elementi inediti e di conoscere un po' di più questa figura di Carlotta della quale sappiamo ancora molto poco di fatto. L'intervento della Fondazione si inquadra nella politica a favore della città e della cultura, un impegno che il Presidente Paniccia lo ha ribadito, proseguirà qualora dovessero ripresentarsi occasioni come questa, sulla scia di quanto accaduto in passato. Rammento la collezione stock. Mi chiamarono un lunedì mattina dicendo che andava all'asta il giovedì, il mercoledì era tutto in fondazione e credo che preservare il primo grande esempio di marketing industriale d'Italia sia stata un'opera straordinaria per la nostra città. Dello scettro di Carlotta ci eravamo occupati in una puntata di Trieste d'Arte lo scorso autunno, adesso in parte vi riproponiamo quella puntata. In questa puntata di Trieste d'Arte, assieme alla dottoressa Andreina Contessa, direttore del Museo del Castello di Miramare e del Parco di Miramare, parliamo dello scettro di Carlotta, dello scettro dell'imperatrice Carlotta che appunto noi possiamo vedere, un oggetto che arriverà a Miramare quando esattamente? Se è possibile intanto... Arriverà a Miramare all'inizio del 2024, più o meno pensiamo di riuscire ad allestire una degna accoglienza a questo oggetto così prezioso nei primi mesi del 2024. Abbiamo individuato uno spazio, un ricettacolo molto prestigioso e molto adatto proprio a metterlo in scena e a renderlo visibile al pubblico. Naturalmente ci vorrà una vetrina speciale, tutta una serie di protezioni e quindi stiamo lavorando in questo senso, ci vorrà qualche mese. Tra l'altro la storia di come l'oggetto sia tornato a Trieste in qualche modo è una storia anche abbastanza esemplificativa di come funziona anche un certo tipo di mercato, se vogliamo, il ruolo della Fondazione CR Trieste, insomma è abbastanza affascinante raccontarla. Si potrebbe dire che è quasi un oggetto carsico, perché ad un certo punto non è che se ne era perse le tracce, si era persa la memoria. Esatto. Quindi è molto affascinante raccontare tutta quanta la storia. Partiamo dall'oggetto. Allora, l'oggetto viene donato da una città messicana di San Juan del Rio e tutto questo lo sappiamo da una dedica, c'è un foglio dedicato che abbiamo scoperto
essere arrotolato dentro nello scettro la prima volta che proprio qui l'abbiamo come dire, tirato fuori dal suo involucro, che è quello originale, nel quale è rimasto per tutti questi anni, e lì abbiamo scoperto tutta la storia, quindi che è scritto in spagnolo, è spiegato che questa città ha deciso di eleggere Carlotta patrona della città e ha fatto preparare questo scettro bellissimo da degli orefici molto raffinati messicani. Questa è un'opera di oreficeria messicana, e nella dedica è scritto anche che lei sarebbe divenuta, diciamo, la patrona della città, le sarebbe stata dedicata una piazza e in quella piazza sarebbe stata eretta una colonna con un suo busto. Al contempo un ritratto su tela sarebbe stato posto nella municipalità della città, quindi è veramente una dedica a lei come patrona, probabilmente perché sappiamo che lei era molto sensibile, come dire, ad aiutare, no? Nel senso, nell'assistenza, era anche molto generosa, perché questo lo sappiamo anche dalle sue spese, dalle sue note di spese di Miramare, quanto dedicava veramente alle spese di beneficenza, eccetera. Quindi era un modo per, come dire, renderla benefattrice della città e protettrice della città. A lei sarebbe stato dedicata questa città. Dalla data noi capiamo che tutto questo è stato fatto mentre Carlotta e Massimiliano erano in viaggio, e questa era l'idea, che lei al suo arrivo in questa città le sarebbe stato consegnato lo scettro e le sarebbero state dette tutte le cose che lì sono scritte. Quindi è una specie di benvenuto, di welcome, che viene preparato dai notabili di questa città proprio per la futura imperatrice. Ci sono, come posso dire, c'è un'iconografia dove vediamo Carlotta con lo scettro in mano? Al momento no, noi non abbiamo trovato né quadri né fotografie. Adesso ovviamente abbiamo iniziato una ricerca d'archivio, però è anche possibile, perché questi oggetti erano oggetti che indicavano lo status della persona, non necessariamente erano tenuti in mano, nel senso erano forse tenuti su un cuscino e accompagnavano la persona, no? Perché come la corona, lo scettro sono elementi che statuiscono e simboleggiano anche, perché sono anche dei simboli della regalità, no? Da sempre, e non necessariamente sono tenuti in mano, quindi magari sono appoggiati accanto alla persona, come succede per esempio nel quadro messicano di Massimiliano, dove ci sono degli oggetti che riguardano la sua regalità che sono appoggiati su un tavolo accanto a lui. Poi comincia l'avventura, se vogliamo, dello scettro, no? Nel senso, quando Massimiliano viene ucciso, Carlotta, non so se il termine è corretto, decade da imperatrice, cosa succede? Noi sappiamo che quando tutto questo succede lei è già in Europa, perché appunto era in Europa per chiedere aiuti per il marito, sostegno per il marito, si è rivolta a tutte le corti d'Europa, eccetera, eccetera. Quindi lei era già qua, e quindi probabilmente quando lei ha viaggiato tutti i bauli contenenti i suoi abiti, i suoi gioielli e le sue pertinenze naturalmente la seguivano ovunque, e quindi anche questo arrivò sicuramente assieme a lei. Poi da qui, voi sapete, la storia narra che Carlotta impazzì e da allora noi non sappiamo niente. Di fatto tutto quello che noi sappiamo di Carlotta è quello che si racconta di lei, non abbiamo mai una parola sua detta o scritta, no? Quindi è molto difficile capire cosa si intendeva all'epoca per pazzia. A me viene da pormi la domanda se fosse diventata una figura politicamente troppo ingombrante, no? Quindi quello che è certo è che lei scompare dalla scena politica, scompare dalla vita di corte, e si ritira in seno alla famiglia, la famiglia la porta in una delle città dove ha sede la corte, e lei vive lì una vita lunghissima, perché lei muore nel 1927, quindi una vita lunghissima, completamente nascosta e completamente segreta. Tra le persone che accompagnano e assistono Carlotta in questo periodo difficile, anche di spostamenti, c'è Adrien Goffinet,
che è praticamente una persona che ha grandi doti diplomatiche e esegue molti servigi per quello che diventerà poi il futuro re del Belgio, che è il fratello di Carlotta, che è Leopoldo II. Leopoldo II poi lo nominerà barone, Adrien Goffinet, diventerà barone, il baronato proseguirà nella sua famiglia e tra i doni che gli vengono donati proprio in ringraziamento dei suoi servigi c'è questo scettro, in ringraziamento ai suoi servigi, al suo aiuto, alla sua assistenza. A partire da quel giorno lo scettro entra nei possedimenti della famiglia Goffinet e da lì noi perdiamo la memoria, ma di fatto resta sempre in questa famiglia ed è questo uno dei fatti che ci permettono di individuarlo come originale, proprio perché è rimasto sempre nelle proprietà di questa famiglia e quindi c'è una storicità assolutamente corretta, essenziale, lineare fino al momento in cui viene messo all'asta, probabilmente dagli eredi, per essere venduto. Questo è interessante, no? Cioè appunto il fatto che non se ne sia, lo ribadiamo, non se ne sia persa traccia, in realtà. No, la traccia proprio è sicurissima, la memoria perché effettivamente come è stata dimenticata Carlotta è un personaggio che non è mai stato studiato veramente, non sono state mai fatte ricerche su di lei, ricerche d'archivio eccetera e così si è persa anche la memoria probabilmente dei suoi oggetti che sicuramente esistevano. Noi recentemente abbiamo trovato una scatola di legno. Sì, ricordo. Con scritto Charlotte e la corona, che forse è il suo beauty case o forse è la sua scatola dei colori perché dipingeva, non è ancora chiaro, si vedono i segni di boccetti alla fine, quindi potrebbe essere questo o quello. Veramente è molto difficile ricostruire un quotidiano intorno a Carlotta perché sappiamo molto poco di lei. Ecco, questo scettro io credo apre l'orizzonte a studi, approfondimenti su un tema, un campo che ancora non è conosciuto. Quando lo scettro riappare, diciamo così? Nel momento in cui viene messo all'asta, un'amica parigina mi segnala quest'asta, io comincio a chiedermi e mi scrive ça c'est pour vous, mi dice, è una cosa che non posso perdere. E io comincio a chiedermi come fare perché come museo statale partecipare a un'asta, il Principato di Monaco, i fondi eccetera, vedo che con i tempi non ci arriverei mai da sola e chiedo sostegno alla Fondazione CR Trieste. Devo dire di avere trovato una immediata comprensione, non soltanto della possibilità unica, no? di prendere questo oggetto che o si prende o si coglie o si perde perché altrimenti non ci sarà un'altra occasione, e sia di capire anche il valore e l'utilità di acquisire un oggetto così importante per la comunità, perché è ovvio che se viene affidato poi a un museo come Miremare verrà messo in mostra e sarà veramente al servizio del pubblico e dei visitatori. L'asta, adesso non so se lei ma è stata una di quelle aste come quelle che noi siamo abituati a vedere? Le aste oggi sono tutte online. Ho capito. Io credo che ci sia stato comunque dei momenti di palpitazione. Io non ho seguito perché l'ha fatta appunto la fondazione, l'ha fatto il segretario generale e naturalmente aveva un entourage che lo sosteneva e che lo aiutava in questo momento. C'era qualcuno che rilanciava dall'altra parte. E c'è stato un momento così di crisi e anche un po' di strategia, ci hanno detto, e io questo non lo so, ma veramente ci hanno detto. E poi l'altra parte che non sappiamo chi sia, perché erano arrivati a una cifra di rilancio che più o meno era quella che era stata destinata e se avessero rilanciato oltre forse la fondazione non avrebbe potuto continuare. E lì la fondazione ha fatto questo ultimo rilancio e l'altra parte si è fermata e quindi è stato aggiudicato. Tra l'altro, se non ricordo male, quello che leggevo quando è stata data comunicazione, poi sì, notizia di tutto ciò, la fondazione ha anche potuto decidere in maniera piuttosto rapida se partecipare o meno, quindi insomma anche questo
è stato anche questo fondamentale, cioè la decisione di intervenire subito. Hanno fatto un CDA nel fine settimana, credo il sabato e la domenica, è assolutamente straordinario, e hanno deciso di effettuare l'acquisto, hanno destinato una cifra e hanno anche deciso che sarebbe stato dato in comodato d'uso una volta acquisito al Museo Storico e Parco del Castello di Miramare. Quindi c'è stata, penso, una sinergia perfetta tra enti pubblici, tra un ente pubblico, tra la Fondazione CR Trieste, tra i suoi vertici, il presidente, il segretario generale, ma anche tutto il CDA, perché a quanto ho capito erano tutti d'accordo. Quindi è un esempio molto virtuoso di sinergia al servizio della città e della comunità. E devo dire anche la capacità di vedere lontano, no? Di non fermarsi soltanto sull'oggetto del momento, ma di avere veramente uno sguardo rivolto verso il futuro. Lei aveva accennato precedentemente all'esposizione anche di quel cofanetto, insomma, appartenuto a Carlotta. Se non mi sbaglio è stata anche riallestita una piccola sala all'interno del Castello di Miramare, proprio per ricordare questa figura femminile, forse scontata ma poco nota per Sì. tutte le ragioni di cui abbiamo detto precedentemente. È importante anche, desumo, come posso dire, puntare, mettiamola così, anche se il termine non è correttissimo, su questo oggetto, poi anche per riconsiderare anche una figura femminile come quella di Carlotta, insomma, che non è soltanto la moglie che sta in secondo piano, eccetera, insomma. Allora, in questi anni abbiamo fatto un restauro del salottino di Carlotta e anche un riallestimento, mettendo in evidenza i suoi quadri, le sue pitture, perché lei si dilettava di pittura. Abbiamo restaurato il suo fortepiano e l'abbiamo anche potuto ascoltare con uno specialista che eseguiva queste note, questo suono così dolce che ha il fortepiano di Carlotta. E naturalmente l'idea è quella di valorizzarla. Un altro momento importante è stato lo studio della biblioteca, perché quando abbiamo cercato i libri di botanica e sui giardini abbiamo scoperto che la gran parte dei libri, la metà di questi libri appartenevano a Carlotta perché portavano il suo monogramma, e lì abbiamo scoperto che le piaceva la botanica, che c'era una tradizione di famiglia che cominciava già sua madre, per cui piano piano scopriamo delle piccole tracce che ci aprono dei piccoli scorci su di lei, e credo che sia una cosa da continuare. Le faccio un'ultima domanda, dottoressa, che riguarda Miramare in sé. Come si fa a innovare costantemente una realtà come Miramare? Noi sappiamo che il museo, il parco godono di un successo notevole. D'estate tutte quante le iniziative che vengono realizzate all'interno godono anche in questo caso di notevole riscontro da parte del pubblico. Tuttavia immagino che continuamente si cerchi qualche cosa di nuovo, qualche cosa di differente anche probabilmente. Allora, innanzitutto devo dire che c'era una narrazione che continuava da molti decenni, che noi abbiamo deciso di non interrompere, nel senso che il racconto, Miramare è una casa museo, è un museo storico allestito come una casa museo, quindi si poteva fare qualcosa di diverso. Io ho deciso di non farlo, di rispettare quello che c'era, perché c'è un percorso e un racconto che doveva proseguire. Al contempo ho deciso di innovare tutto quello che poteva essere fatto nel racconto, per esempio degli oggetti, cominciando a raccontare anche la storia degli oggetti che hanno un valore intrinseco di per sé e che non è soltanto quello legato all'autobiografia di Massimiliano, e anche i personaggi. E naturalmente l'idea, il racconto si è spostato in questi anni anche molto sul parco e sul giardino, che prepotentemente è uscito, ed c'è tutta una narrazione sul parco e sul giardino che prima non esisteva, e una didattica sul parco che sta nascendo che prima non esistevano, e questo è stato importantissimo. E poi c'è quello che io ritengo
importantissimo è di vedere la dimensione internazionale, europea, la vocazione europea che da sempre Miramare ha avuto e di costruire una relazione, dei rapporti con le residenze reali di tutta Europa, con i giardini di tutta Europa e quindi Miramare è entrato in questa rete che è molto più larga, che ci fa respirare, che ci dà un orizzonte notevolmente largo. Se lei vede il nostro sito, il logo del nostro sito ha la M di Massimiliano che però è stata ridisegnata e diventata dinamica e dietro sotto c'è questo tratto spezzato che rappresenta il porticciolo, che rappresenta l'apertura verso il mondo e quindi la M che per anni è stata solo l'iniziale di Massimiliano è diventata la M di museo, la M di mare, la M di mondo. E c'è questa apertura, c'è questo dinamismo e il dinamismo lo si coltiva a tutti i livelli, a livello scientifico, a livello dei rapporti con le altre istituzioni scientifiche, a livello di spettacolo, è una cosa bellissima la collaborazione con il Rossetti, adesso con il Verdi, con le altre istituzioni musicali, perché ci consentono di arrivare anche a un pubblico diverso e di fare gioire con tutti i sensi il nostro sito, quindi anche con l'udito, con il profumo e adesso avremo anche il tatto perché stiamo pensando a dei pannelli tattili, insomma stiamo lavorando in modo che ci sia una dimensione totale, multisensoriale del modo di godere di Miramare. Grazie alla dottoressa Andrina Contessa per essere stata con noi. È stato un piacere, come sempre, perché lei è un intervistatore molto garbato. Grazie. Trieste d'Arte torna la prossima settimana.